Questa è sempre la scusa che è super perché devo dimagrire, va bene, dimagrisco adesso, mio marito zaia, mio DDT, però dopo sei sempre rinfreschini, insomma. Beh, io intanto vi saluto tutti e saluto Lisa, gli faccio in bocca al lupo, saluto l'amico Roberto. Credo che sia fondamentale dare continuità in questo paese, no? Perché per 10 anni è stato amministrato bene, semplicemente. Adesso che c'è queste liste civiche camuffate, perché il PD non che ne c'è più neanche uno, però io lei si camuffa da civiche qua e là. Invece ci vuole semplicemente il coraggio di presentarsi con i simboli dei partiti che si rappresenta, quando vanno bene e anche quando vanno male, presentare il proprio programma. Invece vedo che qua da voi a Codognè c'è questo tentativo di rompere un giocattolo che in realtà funziona bene grazie alla serietà di Roberto, grazie alla sua professionalità. Io vi dico, come sindaco del capoluogo abbiamo bisogno di avere tanti comuni amici attorno, perché con Roberto il dialogo è sempre stato produttivo, costante. Poi vi devo dire la verità, esattamente un anno fa a quest'ora molti di voi, Roberto compreso, la Lisa compresa, erano a Treviso a sostenere la mia campagna elettorale, quindi io mi sento assolutamente in dovere di portare il mio contributo, portare la mia spinta, perché è fondamentale che Lisa dal 27 sia il sindaco di Codognè, perché tante sono le politiche che i comuni vogliono mettere in campo e in modo condiviso. Mi viene in mente l'ambiente, mi viene in mente il sociale, mi viene in mente la cultura e tanti altri temi che si possono affrontare con una certa serietà e con una certa lungimiranza solo se ci si mette in rete tra comuni. Più comuni siamo che la vediamo allo stesso modo, più politiche condivise per i nostri cittadini riusciamo a fare. Non è cattiveria, però che sono dei comuni con i quali non si riesce a dialogare, ma Roberto credo lo sappia meglio di me. Ci sono dei sindaci che fatalità del PD con i quali io non ho avuto in un anno alcun tipo di rapporto, non so neanche come si chiama. Il sindaco di Ponzano Vento che si attacca a Treviso, non so come si chiama. Spero che ci sia baseggio da 27, perché vuol dire che anche là la Lega ha fatto un ottimo lavoro. Perché la Lega? Perché la Lega è l'espressione massima dei cittadini, cioè noi siamo veramente l'espressione delle esigenze dei nostri concittadini e del popolo in generale. Noi siamo lavoratori, pensionati, studenti, ma gente che il paese lo vive, gente che il paese lo ama e gente che che decide di candidarsi, di metterci la faccia perché vuole servire il proprio paese. Questa è la differenza tra la Lega e gli altri partiti. Quindi io vi chiedo veramente, voi altri che qua sicuramente voterete per Lisa, però vi do un incarico, perché non è facile, non abbiamo ancora vinto nulla e mancano ancora 3 giorni di campagna elettorale. Già nell'andare a casa dovete convincere i vostri vicini, i vostri parenti, amici e signore che si trova a bere il caffè con la vicina di casa. Non diamo per scontato nulla. Dovete ogni giorno convincere uno di quelli che sono i famosi indecisi, ma convinceteli semplicemente raccontando tutto quello che è stato fatto. Cioè siete su una posizione di vantaggio, perché 10 anni amministrati benissimo sono il miglior programma elettorale che voi potevate presentare. Poi ovvio che la Lisa ha altre idee per il futuro e queste le spiegherà, però il miglior biglietto da visita è il lavoro fatto fino ad oggi. Quindi io credo che non ci saranno grandi problemi, ma non abbassiamo la guardia. Prima sentivo qualche cenno di stanchezza, no, perché poi ho mega detto che non avevo avanti, bisogna ogni giorno battere casa per casa, negozio per negozio. Sono diventato matto, ho vinto perché mi dicevano Conte va via, te voto, basta che non te fai più bene. E così abbiamo vinto al primo turno a Treviso con un'amministrazione, a differenza di Codognè, che negli ultimi 20 giorni che aveva piantato cantieri dappertutto, contributi agli anziani mai visti in 5 anni, l'ultimo mese contributi a scuole, anziani, associazioni, ma noi abbiamo vinto con il cuore, con il coraggio e con la nostra passione e mettendoci la faccia. Quindi ragazzi, siamo sotto ancora di un voto, dobbiamo andarlo a conquistare tutti domani, cioè qui c'è veramente bisogno di tutti. Lisa sta facendo il massimo, Roberto che ha fatto tantissimo e di questo lo ringrazio, anzi chiedo anche un applauso perché io se potessi scegliere vorrei un
sindaco come Roberto e adesso come Alisa, però voglio dire, perché Roberto secondo me è proprio l'emblema della serietà, una persona moderata, una persona a modo, educata, rispettosa, che sa ascoltare e che sa dare risposte. Vi dico la verità, io ho imparato molto da Roberto e quindi sono convinto che la Lisa, che lo conosce un pochettino, credo che anche lei abbia saputo cogliere quelli che sono gli aspetti positivi e anche quelli negativi, quindi si migliorerà, quindi sarà ancora più brava di Roberto e quindi Codogna non può perdere questa occasione. Ricordatevi dopo, adesso mi pare di essere Giorgio Mastrota, no? Che qua in realtà votando per la Lisa porta a casa un set di pentole enormi, nel senso che porta a casa il sindaco del capoluogo dovesse servirle, però portate a casa il presidente della provincia, il governatore più amato d'Italia, tutti i consiglieri e gli assessori, portate a casa parlamentari, sottosegretari, ministri e dal 26 portate a casa anche uno squadrone di europarlamentari e se posso permettermi ricordiamoci che ci saranno 2 schede, su uno senza ombra di dubbio dovete votare per la Lisa, sull'altro senza ombra di dubbio croce sulla Lega e scrivere anche Tony Darè che è il nostro segretario. Quindi mi raccomando, non perdete questa occasione, se no mi tocca dire Codogna peccato mio stavolta, ma sono convinto che Codogna è più che sveglia, grazie a Roberto, grazie a Lisa e grazie anche a questa squadra di giovani che ci vediamo. Ultima cosa, ricordiamoci che chi ci mette la faccia, chi decide di servire il proprio paese, nei paesi come questi, ma posso dire anche a Treviso, non lo fa di certo paischei o per arricchirsi, quindi sacrificano il tempo alla propria famiglia, il proprio lavoro, i propri hobby per servire il proprio paese, quindi già per questo motivo avete vinto. Quindi in bocca al lupo, viva la Lega sempre! Grazie.